Il giorno dopo la devastante tromba d'aria che si è abbattuta su Rovigo e sulla parte nord della provincia è incessante la conta dei danni. Si lavora per ripristinare quanto abbattuto dalla forza del vento, si cerca di stilare un primo sommario bilancio. Al lavoro la neo sindaca di Rovigo Valeria Cittadin, colpite anche molte strutture comunali, allagato il seminterrato del comando di polizia locale, allagato il teatro sociale come la centrale termica del Museo dei Grandi Fiumi. Molti quartieri della città colpiti dalla forza dell'acqua e del vento, San Bortolo, San Pio X, Commenda, con una decina di tetti di abitazioni scoperchiati tra Granzette, Cantonazzo e Conca di Rame. Ho ricevuto video da cittadini, afferma la sindaca cittadina, che evidenziano lo stato di disperazione in cui si trovano, con case allagate e arredamenti distrutti. Esprimo la mia più sentita vicinanza e una delle nostre priorità sarà proprio pulire tombini e caditoie per prevenire situazioni e allagamenti devastanti come quelli di ieri.